Heather McPallister. Durante la giornata di lunedì 12 giugno, il GIP del Tribunale di Trieste, Luigi Dainotti, potrebbe inviare un'email agli avvocati Paolo Bevilacqua, Nicodemo Gentile e Federico Bissi, in merito alla decisione sul caso di Liliana Resinovic. Il 5 giugno scorso, a porte chiuse, ha ascoltato le parti per circa 3 ore. Il caso tiene con il fiato sospeso l'Italia. L'opinione pubblica non crede al suicidio, tesi che invece viene portata avanti con decisione dalla Procura della Repubblica Giuliana. Negli ultimi giorni il dibattito intorno al caso si è nuovamente incendiato a causa delle dichiarazioni di Claudio Sterpin. L'amante di Liliana ha dichiarato di aver querelato Sebastiano Visentin ed è stato sentito dalla questura di Trieste proprio nei termini della querela. Lo stesso Sterpin ha dichiarato di aver avuto in uso delle cantine, dove ogni tanto condivideva alcuni momenti con Liliana. Una è in via Giulia, ha detto, l'altra vicina all'ospedale Maggiore. Non sarebbe quindi il magazzino di via Pondares, di cui tanto si è parlato. Le parti coinvolte, fratello e marito, su tutti, nonostante un formale allineamento sull'opposizione alla richiesta di archiviazione, ma si sopportano. Anche lo scorso 5 giugno ci sono stati dei momenti di tensione tra l'avvocato Federico Bissi e il legale del marito Paolo Bevilacqua.